Eccoci qua, eccoci ritornati a Gioventù Politica. Allora, questi primi giorni di lavoro di Matteo Renzi, questa visita in Veneto, per certi versi una sorpresa, ma però per altri invece forse una visita d'obbligo, come peraltro sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia. Marco Schiesaro, c'è anche una signora che ti sta chiamando alle tue spalle, non so cosa avesse... Niente, vabbè, no, dopo ti dirà dopo. Ascolta, tra le voci che ci sono state in questi giorni c'è stata anche quella di una possibile patrimoniale, di una possibile tassa sui bot. No, vabbè, insomma, dai, finché abbiamo le sentinelle delle tasse e le sentinelle che sono i grillini in Parlamento, sono sicuro che la patrimoniale non passerà. È inutile che io dica che io sono contrario alla patrimoniale, sono contrario alla questione dell'aumento delle accise sulla benzina. Se il 1° marzo è inevitabile, spero che un provvedimento di Renzi sia quello di almeno dare un taglio. Ma se tu fossi Renzi cosa faresti? La prima cosa che faresti? Se io fossi Renzi, allora la mia... Al posto di Renzi cosa faresti? La parabola è questa: noi immaginiamo un mulino, sul mulino non scende acqua. L'IRAP è la tassa sul mulino, l'acqua sono questi 10 miliardi che Renzi vuole destinare sull'IRAP. Se noi non facciamo scendere l'acqua, il mulino chiaramente non gira. Noi possiamo dare quanto olio vogliamo su questo mulino, ma se noi non diamo i soldi direttamente in tasca alla gente attraverso le buste paga, il mercato interno non potrà mai muoversi. Quindi se questi 10 miliardi Renzi li dovesse mai avere, ci dà un pizzicotto a questa cassa depositi e prestiti, che spero assolutamente di no, questi 10 miliardi devono andare innanzitutto ad abbattere il peso fiscale che è l'IRPEF e non l'IRAP, perché se ci sono soldi che girano, le aziende a malincuore, ma questa tassa rapina che comunque ha messo la sinistra, a malincuore la pagano. Quindi una cosa che deve fare assolutamente Renzi è abbattere con questi 10 miliardi che sembra avere, non lo so, deve tagliare il costo, deve tagliare l'IRPEF, deve tagliare le tasse. Solo così si può ripartire. IRPEF o IRAP? Cosa dici Nicolò Vettonazzi? La vera sfida che bisogna fare è quella della riduzione della pressione fiscale. Assolutamente. Sappiamo che in Veneto... Sulle aziende o in generale? No, in generale l'abbassamento della pressione fiscale, perché in questo momento in Veneto le 600.000 imprese pagano il 68% di tasse, quando in Carinzia si paga appena il 24%. Come mi auguro che vengano diminuiti gli adempimenti burocratici, perché la burocrazia è un peso non da poco. Inoltre è una questione che Renzi non ha mai parlato, ma che secondo me è fondamentale, è il tema della sicurezza. Mentre Renzi parla, sappiamo che Letta ha approvato lo svuota carceri, è stato eliminato il reato di immigrazione clandestina e questa era la maggioranza che tuttora sostiene Renzi. Quindi a me onestamente Renzi lo trovo molto quasi un demagogo, perché a parte l'arte oratoria di cui manifesta non mi sembra che ci sia tanta sostanza. Mi auguro che prenda in considerazione queste tematiche che sono fondamentali. Antonia Murgo, Movimento 5 Stelle. Noi pensiamo che dovremmo andare a dialogare in termini democratici, dobbiamo riportare la gestione della cosa pubblica in mano ai cittadini, dobbiamo rifondare una democrazia dal basso, dal cittadino. Ma voi non siete democratici, Grillo ha detto che non è democratico. Ma per favore, un po' di educazione. No, io non sono educato, come Grillo non è democratico. Per Scusi, favore, ma io non sono educato, voi dite che volete essere democratici e non lo siete. Per favore, io devo parlare, se permetti. Già. Parli di democrazia. Allora, noi vogliamo rifondare il concetto di democrazia, analogo al concetto di cultura, perché qui all'interno di questo dibattito sento parlare di tante cose, riempire le tasche di qua, i soldi di là, come se fosse arrivato, ci fosse la possibilità di vedere comparire una specie di santo che apre adesso delle casse che fino a ieri erano rimaste chiuse ed eravamo tutti senza soldi. Non è questo il senso. Il senso è che a furia di dar da mangiare, a furia di ascoltare la pancia della gente, noi abbiamo depauperato e abbiamo privato la gente, quella gente che ci chiedeva di mangiare. Fammi finire. Sappiamo che siamo a fame, signora, ma non si fa così, no, su. No. Allora, quella gente di democrazia, e quindi deve riprovare, deve tornare a votare in maniera
seria, fiduciosa, il proprio candidato. Non si il mangia, proprio signora, candidato, non ma esempio non niente, si può fare non si politica in mangia. questo modo. E Ma faccia faccia proposte, faccia proposte. No, non le fa, state parlando di cose che saremo. Ma dai. di che cosa Le dici? proposte Tu sono in non parli di Parlamento, niente. basta leggerle. No, no, leggetele. voglio Allora, che io la signora le vorrei proposte. Sappiamo ritornare che siamo tutti a alla parte, questa sappiamo che ce lo cosa, dica la signora. a portare il cittadino a formulare e a decidere per il proprio futuro. Questo è essenziale. In più dobbiamo andare a rinegoziare con l'Europa il nostro debito, non ce lo possiamo accollare così come ce lo vogliono girare. Noi non possiamo cercare i soldi. Proposte, signora, proposte. Ma signora, domani che cosa? alzo Ma la cosa serranda al vuoi? negozio, Ma la tua non proposta mangio vuole con quello che essere dice detto, lei. la proposta Cosa? è tornare a Qual è? votare. Ma tornare a votare in modo democratico, ma non cosa come me ne Renzi, frega che voi a me? avete Ma cosa me ne appoggiato frega? con Salvini. Io non Ma mangio cos'è? con quello che dice lei, Ma non si con può quello sempre che dice parlare il alla pancia della pregiudicato gente. Grillo, Fatti con quello che un'analisi, dice il pregiudicato fatti Grillo. un'analisi. Io non Se sei andato mangio. avanti così da 40 anni, Ma che da 40 anni? 20 Ho 27 anni, signora. Ma no, ma quello che a cui aderisci, mi avete mangiato quello a tutto, cui ci avete aderisci. mangiato tutto, Ma lei che dice di essere cosa? giovane. Ma cosa dici? Ma levo, Ma se non sono mai entrata in politica finora proprio per non essere accusata di questo. Ma stai scherzando? Grazie, Proposte grazie. non ne abbiamo sentite. Ma io Grazie. non ho nessuna responsabilità in questo. Proposte non Siete ne abbiamo voi sentite. responsabili, Ma voi- quelli del vostro dicendo alla signora, partito. io ho 27 anni, Abbiamo quelli, capito. ho ma 27 cosa c'è? anni, Allora sta zitto voi un ci attimo, avete lei non rubato, lascia parlare ci chi mi avete ha qualcuno in rubato più. tutto. Ma La cosa vostra voi? generazione, Ma quali voi generazioni? responsabili, Noi ci avete siamo fondati rubato sulla tutto. cultura, Voi voi di siete solo cultura in grado non ne di dire quello avete che non e va, questa è la e di proposte dimostrazione. non ce ne sono. Interruzioni, non fa parlare, questa è la dimostrazione. Io vengo da una generazione che ha navigato sulla cultura, altro che non ma parlare alla pancia della gente, parlare alla pancia della gente è tutto quello che vi hanno venduto fino a oggi e siamo qui perché parlare alla pancia della gente di affamati, questo è bello. E che bella Italia che ci avete lasciato, cazzo. Avete fatto proprio un bel un paese lavoro. che crolla, lei Avete abbiamo proprio, pensato cioè, ancora, non so. siete lo schettino Sì, della lo schettino, cultura. ma di chi sta parlando? Grazie per la bella Italia che ci avete lasciato. Ma di Avete chi sta parlando? La bella Buoni, Italia buoni, gliel'avrà data dai, i suoi bene. genitori, Dai, no? Cosa per piacere, dice? basta. Dai, spero Tu che hai l'avete vinto un dopo partito, centrato in noi non pieno. siamo un partito, noi siamo un movimento di cittadini, Democratici. sono i partiti che hanno Democratici. rovinato Basta, dobbiamo questa. andare avanti, dai, basta. Adesso ho Bella capito perché sei senza voce. navigazione, Ma forse se Adesso sei abbiamo così, capito perché è delle senza cose voce del Marco. genere. Diamo la parola a Daniele Giuffrida invece. Sentivo qua appunto dall'amico, non mi ricordo mai il nome, Marco Schiesaro. dei popolari, Sì, giusto? popolari, per E dall'altro amico della Lega, no? Sento che Renzi è manchevole di proposte, no? Allora io... No, è la verità. non è Ok, che io allora dico io la verità. Aspettiamo i fatti. prendo le La vostre proposta parole di ce prima. l'hanno Mi solo avete voi, detto, avete parlato voi, avete detto quindi l'IRAP una tassa ingiusta messa dalla sinistra. È vero. Bisogna ridurre l'IRPEF per rimettere in circolo denaro, d'accordissimo, però non si possono tassare le rendite finanziarie, no la patrimoniale, non toccare il deposito della Cassa Depositi e Prestiti Che sono soldi nostri, che sono- non sono che del sono- Partito che sono- Democratico, sono di tutti gli italiani. Posso finire? Ma cosa? Ma io non Non si so, possono veramente. toccare i 130.000 La che ci sono l'IMU lì. non è una Marco, patrimoniale. per piacere, dai. Ma ci vuole più sicurezza, quella sicurezza che se non sbaglio Zaia nel bilancio si è messo una riga sopra. ci ha fatto- Ma cosa c'entra? un'altra persona. Stai Noi parliamo della regione. Qual è la dai. soluzione? Allora volevo sapere da voi qual è la proposta, perché allora se di qua... No, non l'hai detta, hai detto no questo, no questo, no No, quell'altro. ho detto quei 10 miliardi che voi avete Sì. trovato sotto il cappello, No, li non dovete sotto il mettere cappello, ha dell'IRPEF, dovete dare Sì, soldi benissimo, ai d'accordissimo. dipendenti, avete Perfetto, capito? è quello che ha Sono detto loro Renzi, che spendono, che è quello ha che la ha detto cugina Renzi. che non va, Il che ha le cuneo scarpe fiscale, da il cuneo comprare, i fiscale, si pantaloni taglia in due rotti, modi. avete Dai, capito? Marco, abbiamo capito, è stato chiaro. Queste proposte, visto che criticate così. No, non lo sto criticando, Se vuoi te la do io la sto dicendo la realtà, non sto Mi criticando. sembrava, ma forse mi sono No, sbagliato. avete Sentiamo il nuovo sempre- centrodestra, Cesare Chiurato. Chiedo un attimo la parola perché tanto a parlarci sopra poi non ci capiamo. Certo, a casa non sentono Facciamo niente. come un po' i soliti politici e io non sono di quest'idea qua. E vogliamo degli obiettivi. Mi collego con l'amico della Lega, dobbiamo riuscire a togliere questa burocrazia che abbiamo in Italia. Una delle prime cose, cerchiamo di obiettivi, bene, uno deve essere questo. Poi dobbiamo riuscire, per i politici che ci sono, a scegliere anche dei dirigenti. Con l'amico Giovanni, che siamo dello stesso partito e ci crediamo, dobbiamo togliere via il patto di stabilità
per i comuni. Perché veramente ci troviamo, quando andiamo nelle riunioni o anche con i cittadini, e vediamo che ci sono tantissimi edifici, tornando su una cosa che mi è piaciuta di Renzi, delle scuole, quindi dare una mano a tutto quello che può essere il valore del professore e degli insegnanti, ma mettere a posto anche quegli istituti che veramente sono presi male, soprattutto partire anche dal nord-est, perché se guardiamo Padova, che possiamo elogiarla come centro universitario, e su questa cosa qua per fortuna che c'è, ma non è di certo grazie al PD, noi possiamo dire una cosa che è la concretezza, togliere la burocratizzazione. Bravo, grandissimo, perché a volte anche ci impappiniamo. Questo è uno degli obiettivi nostri. In più, il togliere il patto di stabilità. Noi credo che questa sera abbiamo dato 2 obiettivi. Cerchiamo anche con gli amici di dare anche altri obiettivi, perché è vero con il se, però vedo che comunque siamo tenaci e diciamo si può fare, si può fare. Come su un'azienda, un imprenditore deve partire, deve avere degli obiettivi. Sta pensando a quello, ma sta già pensando a altri 10 passi per capire come la può portare avanti nel futuro. Non è che c'è solo questo, si va anche avanti e pensare per altre cose. Giusto, proposta. Benissimo. Andrea Sbettega, Fratelli d'Italia. Beh, sicuramente siamo d'accordo con la necessità di ridurre la pressione fiscale, che è sicuramente un peso che sta strozzando il Paese. I cittadini continuano a pagare una patrimoniale che è l'IMU e che è incostituzionale, anche se attualmente ancora nessuno l'ha dichiarata ufficialmente tale. Però purtroppo lo Stato è necessario perché offre dei servizi e deve esserci. Per permettere allo Stato, alla pubblica amministrazione di svolgere la sua funzione è necessario reperire delle risorse. Per riuscire a far ripartire la macchina statale è necessario andare a ricontrattare i vincoli che ci tengono in Europa e che non ci permettono attualmente di fare niente, perché se si taglia la fiscalità non si può più mantenere una macchina oliata, tagliare una macchina burocratica senza pensare a delle riforme che comunque sono costose è anche questo un progetto illusorio. È necessario di conseguenza riportare l'Italia su un piano di credibilità internazionale e avere la forza anche di andare, come hanno detto gli altri colleghi, di sbattere i pugni sul tavolo a Bruxelles. Un problema europeo. Aladino Lorin. Sì, non so, non è un programma di fantascienza questo, vero? No. No, per parlare un attimino di concretezza, io faccio l'imprenditore, quelli che parlate del nord-est, eccolo qua, quelli lì dietro, quelli che sono ridotti al lumicino, e non è che lo siamo ridotti così perché è successo qualcosa di strano in questo paese, è successo perché diciamo i partiti, e qua sono rappresentati bene o male tutti quanti, non hanno mai dato risposte, ma non da adesso, da ieri, dall'altro ieri, da un po' di tempo, 30-40 anni probabilmente, 30-40 anni. Noi stiamo pagando, diciamo, sicuramente una mala politica drammatica. Mi sembra che non ci sia assolutamente nulla che dia, diciamo, una speranza neanche nel governo Renzi. È partito esattamente... Non ti ha convinto? No, perché allora, bellissime le premesse, ma mi sembra, e siamo sempre agli annunci. Questi sono i governi degli annunci. Ogni inizio E cosa governo... avrebbe dovuto fare? Cosa avrebbe dovuto fare? No, sicuramente... Un discorso programmatico, per esempio, il programma, sicuramente sì. quello che vuoi fare. Certo che, diciamo, se andiamo a individuare quelli che sono gli uomini che sono stati messi lì all'interno, diciamo, di questo governo, onestamente un governo che parte con un ministro dell'economia come Padoan... La composizione del governo ne parleranno domani sera a TV7 Match. Sì, sì, credo, no, vero? ma dico, le famose questioni poi sui patrimoni, dove effettivamente questi governi sembrano averla a morte con i patrimoni dei cittadini, non riesco a capire. Ma sicuramente io dico una cosa da imprenditore, noi siamo stanchi perché di parole stiamo morendo di parole, di fatti non ce ne sono. Credo che come imprenditori fra un pochettino ci sveglieremo perché non ne possiamo più di ascoltarvi, di sentire le solite storie eccetera, probabilmente daremo qualche segnale importante a questa politica. E mi sembra veramente cittadini, imprenditori contro politica, sembra, o contro Stato, contro istituzioni, cioè non riusciamo più a dialogare, non riusciamo più a capirci. Anche per Padova, le amministrative, cioè capiamo che a Roma hanno deciso cosa si farà qui a Padova, è una cosa
impensabile, incredibile. Cioè qui a Padova, il nostro territorio, penso che noi padovani riusciremo a sapere cosa vogliamo, o no? Certo, grazie. Francesco Caberlotto, allora tu dicevi che avevi delle proposte. Più che tante proposte da rispondere non mi ricordo il tuo nome. Daniele Giuffrida. Allora, intanto al 100% d'accordo con Marco, l'IRAP va tolta, è un'imposta di rapina, primo. È indeducibile, sono soldi che diamo allo Stato a babbo morto e va tolto. Renzi comunque lo vuole ridurre. Aspettiamo, no? Voglio vedere. Prima detto voglio, 30% in meno. ha detto, prima voglio vedere. Seconda cosa, tutta questa disaffezione e condanna alla politica fa vedere come lo Stato stia rapinando quello che è il privato. La proposta è: andiamo a ridurre le spese legate al pubblico, andiamo ad abbattere i costi della macchina dello Stato. Io vi cito un esempio: venerdì sera eravamo... ma non credo che Renzi la voglia aumentare, il costo dello Stato. Ripeto, stiamo a vedere. Io ho visto una cosa, un esempio banale: giovedì sera eravamo a Roma per un'iniziativa che dopo magari Adesso ne parliamo, esatto. ce ne parliamo, sì, veloce, così abbiamo tempo di parlare anche di altre per cose. 3 persone che erano all'interno del Ministero degli Affari Regionali c'erano 4 camionette della polizia, 20 persone di scorta, con la presenza esterna di 4 fotografi. Quindi questa è una macchina che costa, questi sono soldi che paghiamo noi. Ora, mi permetto di fare una battuta. Tutto questo entusiasmo per Renzi, adesso faccio una battuta calcistica, mi sembra di vedere il Milan di quest'anno. Ha cambiato l'allenatore e la squadra va male lo stesso, perché quella che conta è la squadra. Ha messo dei ministri che chi sono? C'è il ministro per lo sviluppo economico, che è un politico, ma mettigli un imprenditore al ministro dello sviluppo economico, vedi come ribalta la situazione, come crede nelle imprese, no? Gente che è lì che non sta facendo niente. Nuovo centrodestra, volevo dire una piccola... Nuovo centrodestra. Basta, Sì, grazie. Benissimo che state incalzando sul discorso delle scuole, tutti fedeli a Renzi e tutto quanto. Ricordiamoci che Renzi è di sinistra. Come vi comportereste, lasciamo la domanda aperta dopo, in caso di patrimoniale, in caso di ius soli, in caso di unioni civili? Sareste pronti a sostenere il governo anche in caso di questo o sareste pronti eventualmente ad abbandonarlo? Ma non penso proprio. Alfano ha già detto che non vuole la patrimoniale, Dopo su Facebook. E allora perché ha appoggiato lo svuota carceri? Ma c'è già la patrimoniale. E perché allora ha appoggiato lo svuota carceri? Tanto la squadra è sempre quella, i parlamentari sono sempre quelli, Francesco, è cambiato solo il capo. Grazie. Ti interrompo, do la parola a Daniele Visentini, c'hai il microfono? Eccolo qua, Indipendenza Veneta. Sì. Allora, notizia fresca perché parliamo anche di attualità. Una svolta che è avvenuta in Consiglio regionale del Veneto per quanto riguarda la nostra causa indipendentista, che appunto qua abbiamo degli esponenti anche dell'NCD, finalmente anche loro si sono decisi ad appoggiare, dare pieno appoggio al progetto di legge numero 342 che è per l'indizione del referendum per l'indipendenza del Veneto. Quindi a brevissimo si è creata una trasversalità in Consiglio regionale che porta dalla sinistra comunisti fino al nuovo centrodestra fino alla Lega che appoggia compatta, certo. E avremo questa svolta qua. E una cosa, rimanendo comunque per cambiare argomento, una cosa che adesso l'ultimo intervento che fu in Veneto che è esame lingua, e una cosa che viene sempre discriminata ai veneti, e qua siamo un emittente del Veneto e non c'è niente da ridere perché sento gente che ride perché se parla una lingua che è un patrimonio dell'UNESCO. E è una roba che mi viene da piangere a me sentire che viene ancora chiamato dialetto a qualche d'uni perché è una lingua, e che da valorizzare la nostra storia, che è una storia dei 1100 anni di storia che viene sempre trattata come spazzatura anche nei libri di scuola. Questo bisogna far partire anche dai nostri politici, fa un atto politico nei confronti delle nostre scuole, insegnare che i Veneti era grandi, si è imposto in tutto il Mediterraneo, parlava fino all'Albania, parlava in Veneto, in Montenegro parlava per Asto, parlava in Veneto, che è il famoso giuramento per Asto, e è roba che mi piace qua, nessuno qua probabilmente sa chi era Marcantonio Bragadin o Sebastiano Venier. Qua parliamo di politica, parliamo di futuro e non sappiamo chi che siamo, e mi fa piangere sta roba qua, parliamo tutti quanti di quello che vogliamo fare e non sappiamo chi che siamo, non sappiamo di essere veneti, e questa è una roba che ho constata qua e mi piange il cuore. Grazie Daniele Visentini. Grazie per la pelle d'oca con questo. Meno male che hai dato questa informazione, che c'era già la coda ai gazzelli per votare per l'indipendenza del Veneto. Volevo dare la parola al professor Casem. C'è qualcosa di buono che ha fatto Matteo Renzi fino adesso? Ma direi che il primo atto che ha fatto è quello di essere venuto in Veneto. Una cosa che avevo rimproverato ai 2 precedenti presidenti del Consiglio,
Monti credo che fosse andato negli Stati Arabi e invece Letta volò immediatamente a genuflettersi davanti alla Merkel. Diciamo che Renzi è venuto in Veneto, visto che il Veneto è l'8% della popolazione italiana come densità di popolazione, però fa 14% di PIL e quindi siamo, diciamo, quasi al doppio di quello che è il rendimento delle altre regioni, Lombardia compresa. Quindi ha fatto un atto dovuto ed è andato a visitare una scuola, più che una scuola, un centro di ricerca per l'applicazione di nuove tecnologie che vengono suggerite dai giovani e che hanno avuto sbocco poi, secondo quello che ho avuto modo di vedere, che hanno avuto sbocchi positivi nelle applicazioni delle aziende. Quindi è un po', a Treviso c'è una sorta di micro Silicon Valley dove c'è questa eccellenza e il fatto di essere andato a visitare giovani che esprimono fantasia e capacità creativa e anche professionalità è una cosa positiva. Fino adesso è successo questo, però credo che questo è niente rispetto a quello che lo aspetterà dopo e sarà una cosa abbastanza difficile. Invece volevo un attimo soffermarmi su quegli 80 miliardi che noi stiamo pagando. Allora, quegli 80 miliardi noi li stiamo pagando non allo Stato, cioè lo Stato garantisce e fa l'esattore del denaro per darlo poi alle banche. Cioè esattamente il contrario di quello che succedeva una volta. Una volta la banca era esattore, raccoglieva il denaro per conto dello Stato e poi lo convogliava verso lo Stato. Adesso è esattamente il contrario. Peraltro poi anche l'aumento delle rendite va a incidere non tanto sulle banche, ma va a incidere sui cittadini, perché essendo i maggiori esattori le banche e le banche potendo poi reinvestire diversamente il denaro che viene raccolto dai cittadini, quell'aumento delle tasse, finirà nelle tasche delle banche e quindi se ne approvvigionano anche loro. È vero che a loro volta loro pagano qualcosa, ma è sempre niente rispetto a quella grande donazione che ha fatto il presidente della BCE, Draghi, quando ha regalato virtualmente 270 miliardi alle banche, che poi in un'altra trasmissione abbiamo già spiegato come sono stati reinvestiti a catena, così che oggi le banche possono non avere il reddito del 6-5%, ma addirittura del 18-17%. Questo è il problema dell'Italia ed è il problema degli italiani, perché quel denaro, se invece non fosse stato dato alle banche, ma fosse stato dato agli imprenditori che avevano debiti nei confronti delle banche e quindi avrebbero chiuso i debiti nei confronti delle banche e sarebbero virtualmente rinati e avrebbero continuato a investire e a fare il loro mestiere e le banche comunque sarebbero rientrate del loro denaro e con quel denaro avrebbero potuto investire in buoni del tesoro, eccetera, eccetera. Quindi non è il denaro che viene dato, ma è come viene dato in maniera del tutto sbagliata. Certo. Sì, posso integrare questo ragionamento? Torno a dire la differenza tra la Federal Reserve e la Banca Centrale Europea, che come obiettivo la Federal Reserve ha la piena occupazione, per cui la politica espansiva è finalizzata a creare lavoro e creare impresa. Per quanto riguarda la Banca Centrale Europea ha come obiettivo la stabilizzazione dei prezzi dell'inflazione, per cui prestano i soldi alle banche e non ha la stessa cultura che ci può avere, ripeto, sia la Banca Centrale Americana che quella del Giappone in questo momento. Ed è qui il salto che deve essere fatto. Loro corrono al 4%, anche di più, di crescita. Noi siamo allo 0, qualcosa e qualcosa deve cambiare assolutamente, perché se noi tocchiamo quei meccanismi là, possiamo anche tagliare la spesa, tutto quello che ridurre la burocrazia, abbassare le tasse, ma deve cambiare
quel tassello e dopo tutto il resto di conseguenza. Bene, siccome siamo in chiusura, il tempo è scappato via, purtroppo non riesco a fare un secondo passaggio agli ospiti, diciamo così, un pochino più navigati in politica, e me ne scuso, però volevo spendere gli ultimi 2 minuti per alcune iniziative che sono in procinto sono state organizzate per questo fine settimana. Marco Schiesaro, il Partito Popolare, sì, questo sabato? A sabato dalle 9:30 alle 13 alla Fornace Carotta, dove sono invitate tutte le associazioni, cittadini, studenti, chiunque voglia contribuire per un programma civico popolare a Padova, in un'ottica sicuramente di non schieramento tra i due poli tradizionali che hanno da sempre governato la città, quindi invito tutti coloro, i cittadini padovani in particolar modo e non solo, abbiamo avuto tantissime adesioni. Pensate che conferme nette sono 835 persone e ci hanno detto verremo sabato 1° marzo, noi siamo sicuramente contenti, e dico che chiunque potrà lasciare una testimonianza di 1 minuto, di 2 minuti per il programma, di quello che vorrà appunto che sia il programma per Padova, e quello che diranno sarà un punto del nostro programma. Nicola Vettorazzo invece della Lega per questo fine settimana raccoglierà le firme per referendum per l'indipendenza del Veneto. Quindi ci saranno dei gazebo in ogni città. Gazebo. Vi aspettiamo. Angelo, hai il microfono, anche voi avete delle iniziative? Abbiamo delle iniziative, adesso parlo di Cittadella, che faremo l'inaugurazione domenica questa a Cittadella, mostreremo un nuovo presidio che è veramente bellissimo, bellissimo. Abbiamo un'altra iniziativa che è l'8 marzo, faremo un percorso che partirà da stazione dei treni e si fermerà in prefettura, passando per le piazze contro i suicidi. Quindi questa è una cosa che vogliono fare tutti quanti. E per ultima il Movimento 9 Dicembre di Padova ha deciso di presentare anche loro una lista civica, quindi ci presenteremo anche noi là dentro come si chiama? Nel Movimento Civico Popolare. Esatto, ci presentiamo anche noi perché vogliamo essere la spina nel fianco della mala politica, quindi chiunque prova a fare qualcosa di sbagliato avrà a che fare con noi. Bravo Angelo. Grazie. Anche il partito anche il partito Democratico, l'iniziativa che è stata già messa in campo e verrà ripresentata questo sabato, e partecipiamo a Padova, e sarà un progetto che coinvolgerà 20 circoli della nostra città e tutta la cittadinanza per il programma che vogliamo fare con il prossimo sindaco Ivo Rossi, e speriamo, e noi siamo convinti, che governeremo la città anche da giugno. Certo. Fratelli d'Italia, voi avete fatto le primarie lo scorso fine settimana, per questo fine settimana avete qualcosa in programma? Saremo davanti agli uffici postali il 1° marzo per promuovere la nostra iniziativa sulle pensioni d'oro, cercando di spiegare alla gente che l'attuale maggioranza, che era anche al governo Letta, ha bocciato il nostro disegno di legge per la rinegoziazione delle pensioni d'oro. E il 15 marzo saremo a Firenze per la sovranità nazionale. Tutti i giovani di Fratelli d'Italia si raduneranno per questa grande manifestazione. Alessio Zanoni, invece voi state girando già da un po' di tempo in macchina, avete le 500 Noi, con questa missione azzurra. Dal 21 di febbraio al 27 di marzo siamo impegnati nella missione azzurra. Puoi mostrarlo, sei inquadrato così si vede. Che anche, è il ritorno praticamente della politica nei territori. È un'iniziativa che il presidente Berlusconi ha voluto con il club Forza Silvio, e in Veneto abbiamo 2 macchine che stanno girando giorno e notte, diciamo così, per aprire i circoli, appunto per riportare questa politica nel territorio ed è la vera rinnovamento del nostro partito politico. Benissimo. Paolo Campanaro, voi invece Movimento 5 Stelle avete qualche cosa? Noi che ci accusano che non presentiamo mai proposte, vogliamo il reddito di cittadinanza subito. Per quanto riguarda il locale, noi siamo presenti in tutte le piazze con i soliti gazebo e banchetti. Il 7 marzo, posso integrare? Sì, prego, Paolo? certo. E il 7 marzo c'è un evento alla Sala Rossini del Pedrocchi sulle donne, la violenza di genere, la cultura, una speranza reale per fermare la deriva. E interverranno le parlamentari e parleranno di... Benissimo, benissimo. Insomma, un po' tutti i partiti hanno il loro bel da fare in corso
Anche il nuovo centrodestra. Noi a marzo ci troveremo a Rimini con tutti i presidenti dei circoli per parlare con Angelino Alfano. È già la terza volta che ci troviamo in 4 mesi, cosa che con il PDL prima non è mai esistito con i giovani, tengo a precisare. Domenica 2 marzo, visto che la casa è bellissima a Cittadella, ci saremo. E soprattutto una cosa che volevo dire, lasciamoci questa sera con questi 2 obiettivi. Togliamo via la burocrazia e togliamo questo patto di stabilità. Quindi usciamo da questa trasmissione con degli obiettivi, però riusciamoci. Certo. Sì, anche perché è tardi. E solo un invito veloce, per sabato 1 marzo ci troviamo con Indipendenza Veneta a Cittadella per festeggiare il Capodanno, che da tradizione veneta è il primo giorno dell'anno, e siete tutti invitati a fare una fiera di festa. Bene, questi sono gli appuntamenti allora per il fine settimana. Questi sono gli appuntamenti per il fine settimana, noi abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, grazie a tutti gli ospiti che hanno partecipato questa sera al dibattito in studio, Grazie a voi. grazie ai telespettatori che ci hanno seguito da casa, noi vi diamo appuntamento la settimana prossima, come sempre Gioventù Politica, i nostri ragazzi che sono il valore aggiunto di questa trasmissione. Arrivederci, buon proseguimento di serata.